Buonasera a tutti e benvenuti, eccoci qua come promesso questo sabato sera dalle ore 21 fino alle ore 22 su Bella Radio, un appuntamento straordinario con degli ospiti speciali. Io vado a dare subito il benvenuto a loro. Santo Piazza, buonasera. Peppe Catanese Doc, buonasera. Anthony, buonasera. Buonasera. Zia Pina. Buonasera a tutti quanti. Buonasera a tutti ragazzi. Questa sera è una serata speciale in occasione di tante serate che stanno per succedere. Adesso vi daremo delle informazioni, ma soprattutto in occasione anche di tante uscite, perché i ragazzi stanno per far venire fuori tante uscite. Questa sera le presenteremo in anteprima, ci saranno delle belle sorprese. Invece Santo già le ha fatto uscire da pochissimo, quindi insomma stasera una di quelle serate belle. Mettetevi comodi perché per i prossimi 60 minuti staremo insieme. Come state ragazzi? Potete sedervi, io sto all'impiedi oggi. Mettiti comodo. Mettiti comodo. Come state? Tutto bene. Bene. Bene, tutto bene? Zia Pina, tutto bene? È successa qualcosa ultimamente? Questa sera? Che stasera è una fresca? Sì. Viene con un bello tapparetto. Mettiti il microfono vicino. Io ho una panificio qui dall'angolo. E viene con un bello pacchetto. Dici che bello, che puttana, dice quando punzate, dice quanta carne mangi, quando stai miei castagni. Ora un picchio metto. Poi per apri e che c'era un coso scotch che durante mucchiato. Peppe, ma io dico, ma queste cose te le studi la notte o cosa? Ti vengono spontanee? No, io studiato notte e giorno perché è scemo. Vabbè, no, zia Pina, però te ne fa di tutti i colori, veramente. Ora per conunzione stasera gli vai a comprare il pane condito, ecco. Allora ragazzi, come stavo dicendo, tanti eventi, tante serate, tra pochissimo ne parliamo, anzi inizierei subito a parlarne perché per i più attenti lo scorso anno c'è stato un evento meraviglioso che è stato a Santa Maria dell'Ammalati, e anche quest'anno ci sarà la seconda edizione, giusto Santo? Sì. Tra un pochino vi daremo le date, tra un pochino vi daremo le informazioni. Salutiamo Padre Claudio che come sempre è speciale. Un bacio. Buonasera, Padre Claudio. Padre Claudio. Un bacio grande. Un grande. Lui è speciale, lui è qualcosa di grande. Tra un pochino vi diremo quello che succederà, perché saranno tutti presenti nelle varie serate. Ci sono anche altri eventi di cui parleremo, ma intanto io direi di iniziare immediatamente a cantare, perché qui vogliamo soprattutto cantare, e direi di iniziare come sempre con il nostro Anthony. Giusto? Sì. Si inizia sempre con lui, sempre con il nostro Anthony. Allora, tra l'altro domani abbiamo detto che ci sono delle uscite imminenti. Domani con Anthony ci sarà una bella uscita, ma ne parliamo dopo, giusto? Giusto. Come iniziamo adesso? Prima cotta, primo amore. E allora centro del palco, perché si inizia con questa meravigliosa puntata. Ancora buonasera a tutti. Conosco dalla prima elementare, prima cotta, prima amore. Sì, con te mi sento bene, giuro, tu mi fai sognare, tu mi fai volare. Io ti amo, lo giuro, lo grido al mondo intero. Tu volessi passare tutta l'eternità. Tu come sto cuore non si batte dall'ora quando sta vicino a me. Siamo nati per stanze, vi giuro, se ne liga amore, sia regina e tu re. Io ti amo, lo
nostro Anthony, bravo. Prima cotta, primo amore. Adesso da quanto tempo è uscita questa canzone? 2 anni o 1 anno e mezzo? All'incirca, 1 anno e mezzo, all'incirca è 1 anno e mezzo che è uscita questa canzone ed è sempre bellissima. Bravo il nostro Anthony, c'è il mio telefono. È il mio telefono che sta suonando. Abbassate il volume, che io ho il cellulare con il volume alto della diretta su TikTok. Anzi, diciamo a tutti coloro che hanno voglia di essere salutati che potete andare direttamente sulla pagina TikTok di Bella e tra un pochino porterò il telefono qui, così vi salutiamo, perché prima ho visto e siete veramente in tanti. Allora Santo, parliamo un attimino, parliamo insieme, perché come abbiamo detto in apertura serata, anche quest'anno ci sarà la seconda edizione di Santa Maria Ammalati in festa. L'anno scorso c'è stato un successo straordinario, una partecipazione meravigliosa. È stato molto bello. Sì. Devo dire che grazie a padre Claudio che ha organizzato tutto questo c'è stato un riscontro soprattutto da parte delle persone che venivano un po' da tutte le parti. Dovete sapere che sono anche quest'anno 4 domeniche, quattro sabati all'insegna di divertimento e musica. Ogni sabato, proprio come lo scorso anno, saranno proposti degli spettacoli diversi, e anche quest'anno si parte con l'ultimo sabato di giugno, perché se non sbaglio anche l'anno scorso fu così. Si partì con l'ultimo sabato di giugno. Il 22. Sì. Il 20. Non è l'ultimo di giugno. Perché c'è il 22. Ah, vero, il penultimo. Quindi si inizia con il 22 di giugno. Allora, voi prendete già appunti, perché proprio a Santa Maria degli Ammalati, praticamente in via provinciale, proprio per Santa Maria degli Ammalati, sarà nella piazza principale, giusto? Sì. Sarà proprio lì. Dal 22 si inizia con una serata proprio di gare canore, dove ci saranno diversi artisti che si esibiranno, che canteranno e che si faranno sentire. Questa sarà la prima serata, appunto il 22 di giugno. Ricordiamo che ogni sabato ci sarà anche l'area gourmet, se così la possiamo definire. E l'area gourmet, ragazzi, ve lo dico io, ogni sabato ci andate solo per l'area gourmet. No, a parte gli spettacoli meravigliosi, però c'è un qualcosa di molto buono che io l'ho mangiata lo scorso anno e quest'anno ci andrò tutti i sabati per rimangiarla, perché c'è il lato con le bevande dove potete prendere tutte le cose da bere, ci sono panini, c'è di tutto e di più, ma c'è l'angolo di padre Claudio. Dovete sapere che lui ha il suo forno, e non scherzo ragazzi, c'è proprio il forno, un forno speciale dove realizza le pizze, delle scacciate anche, tutte fatte homemade, dall'impasto della pizza alla farcitura, e ve le fanno lì davanti. È una cosa straordinaria, di un buono spettacolare, e come vi sto dicendo io l'anno scorso l'ho assaggiata per la prima volta e quest'anno ci rivado, perché è tutto impastato lì, davvero squisito, e sarà lì dal 22 al 13 luglio. Quindi il 22 si inizia con la serata delle gare canore, il 29 ci sarà Sabo Zauddo, con tutti i suoi artisti e tutti gli ospiti che ci saranno con lui. Il 6 di luglio ci sarà il nostro Peppe Catanese Doc insieme alla zia Pina, Anthony e tutta la combriccola, e il 13 di luglio invece si chiude con Santo Piazza e Franco Moreno. Quindi saranno 4 sabati all'insegna del divertimento. Dopo diremo qualcosina in più. Adesso cantiamo. Ok. Cosa ci vuoi sentire? La nuova canzone? Vuoi aprire con questo o la facciamo dopo? Direi di farla dopo, Okay. venerdì sera. Ok, dai, questa è la penultima, che ci piace. Venerdì sera? No, è sabato, è la canzone. Oggi è sabato. La canzone si chiama venerdì. Scusate. Sempre tu sei, sempre tu. Andiamo. Ci vediamo al solito alle 6. Mancano ancora, ma già vestire. Chiamami tu quando già ci sei, che passo a prenderti. Venerdì sera voglio dedicarlo a te. Non importa quando mancherai, nulla da sapere che stai con me. Digli che sei con le amiche tue, vedrai ti crederà, e mo fai presto che già tengo voglia di te. E mentre vado nei vestiti, piaciuto insomma a me vaso, come bella mi spoglia insieme con te. Una storia d'amore per metà, però che mi fa campare, tutte le volte che mi stringo porta a te. Stasera si faranno le 3, non andrai più via da me, non me ne importa se che non viene a sapere.
perché sono innamorato di te e tu ci tieni per me e morire da voglia ci vuole e facciamo amore senza capire più niente hanno rendolette giuro fai tu che stelle fai esplodere il cuore nel petto che bomba che sei e mentre cade nei vestiti questa è già seconda volta che ci spartiamo sta a morire o tempo sta da razzicare che pure mezz'ora a noi ci fa suonare scapperei anche adesso insieme a te dove nessuno può mai raggiungerci non aveva paura di vincere dammi quegli attimi quando vesti stanotte resta con me e mentre vado nei vestiti già ci consuma a me cose come è bella mi spoglia insieme con te una storia d'amore per metà però che mi fa campare tutte le volte che mi sveglia forte a te stasera si faranno le tre non andrai più via da me non me ne importa se che non ti lascia perché sono innamorato di te e tu ci tieni per me e morire da voglia ci vuole e facciamo amore senza capire più niente hanno rendolette giuro fai tu che stelle fai esplodere il cuore nel petto che bomba che sei e mentre cade nei vestiti questa è già seconda volta che ci spartiamo sta a morire o tempo sta da razzicare che pure mezz'ora a noi ci fa suonare stasera si farà di te una pratica da me non mi importa se che tu ti lasciati perché sono innamorato di te e tu ci tieni per me e morire da voglia ci vuole cade nei vestiti questa è già seconda volta che ci spartiamo sta a morire o tempo sta da razzicare che pure mezz'ora a noi ci fa suonare il nostro Santo Piazza venerdì sera diciamo che questa questa canzone ha avuto anche questo un riscontro molto bello, molto forte da parte del pubblico piace tanto e piace anche a noi. Adesso c'è la nuova che invece è uscita da quanto, sì. Santo? Da 2 settimane. 2 settimane? Mi pare di sì. Sicuro che sono 2 settimane, infatti 10 giorni all'incirca, 2 settimane no, che dopo andremo a cantare e la presenteremo ufficialmente anche qui. Sì. Giorno 13 luglio vi ricordo che Santo insieme a Franco Moreno andranno a chiudere questa, diciamo, questo festival, se così lo possiamo definire, di Santa Maria agli Ammalati in festa. Ci sarà questa bella serata, sappiamo che Santo insieme a Franco Moreno hanno un rapporto bellissimo. Sì. L'anno scorso anche, se non sbaglio, ci tenevi ad averlo, però per vari problemi, più che altro lui aveva tutte le date impegnate. Impegni di lavoro. Quest'anno, ragazzi, questa data è stata fissata tipo un anno fa. Bravissimo. L'hanno bloccato un anno prima, così quest'anno è sicuro che ci sarà un evento bellissimo. Non prendete impegni. Dopo ne continueremo a parlare. Ok. Dica. Peppuzzo, allora, come stai? Bene. Oh, diciamo un'altra data importante che invece è imminente, a parte quella del 6 luglio che saremo sempre a Santa Maria degli Ammalati in festa, dove ci sarà Peppe insieme ad Anthony, la Zia Pina, insomma, e tanti altri artisti. Un altro evento imminente invece sarà domenica, 25 il 25 maggio. è di domenica, giusto? Sabato. Domenica 25 di maggio. Sabato, perché dico domenica? È festata caro. Ma non lo so io. 25 di maggio, sabato. Metro, Siracusa. Ecco, ci sarà questa serata bellissima dove appunto ci sarà Peppe, Anthony, la Zia Pina, tanti ospiti a sorpresa. Non ve la perdete, già i biglietti sono disponibili, potete contattare perché comunque nei vari social ci sono tutti i numeri telefonici. Ci sarà questo bellissimo spettacolo anche a Siracusa. È la prima volta a Siracusa? No, ci sono state, la seconda mi ricordo, perché ci sono stati altri eventi. Ma intanto questo sabato, tra 2 sabati, ci sarà questa. Io mi sento la mia voce, l'ho abbassata il volume, che mi sento che mi ripeto. Chi ha il mio volume? No.
Sì. Hai visto? Ma no, è sempre quello mio, non l'avevo abbassato, ok. Quindi diciamo di comprare i biglietti perché già sono Comprate i disponibili. biglietti. Ma che hai combinato? Sì. Che hai combinato? Lo spiego. Stai vedendo che Sta c'è. bruciato. Sei caduto? Ti sei bruciato. Col motorino? Calapa. Come con la lava? Come si fa a cascare cala? Cioè, spiegamela, avevi lo sportellino. Ok, ce lo faremo dire, va bene. Allora, quando uscirà il nuovo brano? Lunedì alle 14. Con la zia Vina, io ho già Sempre. visto, in tanti sicuramente avete visto, tra un po' lo presenteremo. Ora. Subito iniziamo Diretto. con subito, allora in anteprima. Qui in diretta. Ecco, zia Vina, vieni qua. Aspetta Santo, prestami sto microfono. Che ne pensi di questa canzone? Per me va. Per te, cioè, se... Va. E quando è grave? Ecco, no, volevo dire, dico, è una cosa che rispecchia la realtà, giusto? Certo. Quello che Sempre. succede tutti i giorni. Sempre. La facciamo ascoltare per la prima volta in anteprima, ragazzi, perché uscirà lunedì alle ore 14:30, giusto? Ricordiamo il titolo? Bugno di Meriosi. Caruso, non ce n'è più nudo. Andiamo. Prendo una su TikTok quando cose si vedono ogni giorno. So a diventare tutte quante VIP, ma non sanno che non sono nudo. Io faccio video tutti onna con mia mamma, però travaglio tutti onna, io sapete. Quando finisci prima o poi su TikTok, mi devo dire a safari. Oh ma tu che ne pensi di tutti questi video su TikTok? E che hai a pensare? Non penso niente, si tengono tutti lì, ma non sono nudo. Ma che ci mettiamo con questo TikTok? Ok? Prima o poi tempo e poi ne andiamo tutta una campagna. Bugno di miriosi, nasto TikTok, si sentono invidiati, tu uno siete, a gente mai stanca di tutti questi cosi, si inciuci capaciti, non ci piacciono a nudo. Io mi diverto solo a TikTok, ciao vai che tutti onda non mi interessa, se prima o poi TikTok finirà. Bugno di miriosi, nasto TikTok, tornate con i piedi sulla terra. Ognuno a fare quello che ci piace, io non critico a nudo. Io quando faccio video mi diverto, la gente assai mi apprezza. E insieme a mamma sono risata assicurata, per me è chi ho TikTok. Quando finisci prima o poi già sapete bene da chi ragazzi a fare. Guarda, non ci mettiamo con questi TikTok. Ma però guarda, cominciano i voluni e sparano i cannoni. Ok? Sparano i cannoni che fanno boom! Bugno di miriosi, nasto TikTok, si sentono invidiati, tu uno siete, a gente mai stanca di tutti questi cosi, si inciuci capaciti, non ci piacciono a nudo. Io mi diverto sopra TikTok, ciao vai che tutti onda non mi interessa, se prima o poi TikTok finirà. Bugno di miriosi, nasto TikTok, parlate con i piedi sulla terra. Bugno di miriosi, nasto TikTok. Io mi diverto sopra TikTok, ciao vai che tutti onda non mi interessa, se prima o poi TikTok finirà. Bugno di miriosi, nasto TikTok, tornate con i piedi sulla terra. Dico io che Basta, punto. non si può Diciamo dire che l'argomento niente. lo hai azzeccato. Non si può dire niente, al contrario, mi piace, bravo Peppe. Questa canzone va ascoltata, l'abbiamo presentata in anteprima, ragazzi, davvero bellissima. Da lunedì sarà ufficialmente fuori. Fuori la botta, su YouTube. No, perché mi fa ridere, tanto andate tutti con i piedi per terra, picchiandomi, ma poi finisce.
Prima o poi finisce TikTok. Avere dato TikTok. Ma perché è vero, c'è solo invidia, molto bella. Mugno di Miriusi, ragazzi, lunedì ufficialmente fuori, ore 14:30. Chiuderemo. Ma poi resta la sostanza e l'umidità. Bravo. Bravissimo. Parole sante, è vero. Purtroppo nella vita tutto ha un inizio e tutto ha una fine, nel senso, mi ricordo io quando è nato YouTube, vi ricordate? Tutti i YouTubers. Sì. C'era YouTube, tutti con YouTube a fare i video. Dopo YouTube ci fu Facebook, dopo Facebook ci fu Instagram, dopo Instagram ci fu TikTok e adesso è uscito un altro social. C'è un altro social che è uscito. Sì, già ci sta. Che ho visto qualcuno che già ne sta iniziando a parlare. La vita è così, c'è sempre da rinnovarsi, ci si rinnova sempre, però è bello anche prendersi un po' quei momenti e sì, Peppe ha fatto una canzone azzeccata insieme alla zia Pina. Bravi. Grazie. Brava la zia Pina nel colpo di boom 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 boom. Boom boom. Brava! Allora Anthony, ritorno da te, il nostro Anthony che ovviamente anche lui sarà presente il giorno 25 di maggio a Siracusa. E poi il giorno 6 di luglio a Santa Maria degli Ammalati, proprio Santa Maria degli Ammalati in festa. Ve lo ricordiamo, le serate iniziano dal 22 fino al 13. Allora, Anthony, c'è in arrivo anche la tua canzone, sì, che uscirà domani invece, giusto? Sì, giusto. Questa la facciamo ora o dopo questa? Ora. È una canzone un po' diversa rispetto al solito, perché è una dedica speciale questa. Sì. Dedicata alla persona più importante di ognuno di noi. La mia mamma. Esatto. Bravo. Tutti abbiamo la mamma e ognuna, la persona più importante, la mamma e il papà sono le figure più importanti per tutti noi e tu questa volta hai proprio voluto fare una canzone dedicata alla mamma. Sì. E il brano uscirà domani alle ore 14, quindi 14? domani alle ore alle 2 sono le 14. Alle 2, vabbè, diciamo alle 2 o 14 è la stessa cosa. Sarà ufficialmente fuori. Sì. Come si intitola il brano? Sei più bella mamma. La presentiamo? Sì. Sei pronto? Abbiamo anche il video, ragazzi, e quindi per la prima volta anche il nostro Anthony con il suo prossimo brano. Mamma tu c'è vita mia, senza te posso morire. C'è ricchezza rindall'anima, come tu si comandi, si importante caro mio, niente da assumere, niente come te, tu si parte me, c'è ricchezza sto cuore, sei più bella mamma, quando amore ritagli sti cinque parole, io sai più bella che ci sta, sei ricchezza sto cuore, tu non puoi immaginare, tutto quello che senti che provi in tuo cuore, perché mamma sono che sono, e quando sto male stai più
sei più bella della vita mia. Tu sei unica e sola. Tu sei qualcosa che non si può spiegare. Tu sei l'immenso, tu sei quella che mi ha cresciuto. E mi ha fatto diventare quello che sono. Bellissima, bellissima, bellissima. Chi l'ha scritta questa canzone? Questa canzone Sapore i Principi. Molto bella, davvero molto bella. Un brano dedicato alla mamma e ci voleva. E ci sono in preparazione altri 2 brani, giusto? Ci sono altri 2 brani? Tre. Ok, scusate. Ne ho perso uno strada facendo, Io ragazzi. volevo dire che Anthony è molto molto bravo. Sì, davvero. Bravo veramente. Molto. E quest'altro brano devo dire che è un altro brano meraviglioso. Ci sono altri 3 brani in preparazione, sì, che arriveranno presto. Saranno più ritmati i prossimi? Sì, Lo stile di Anthony? Sì, Lo stile di... Vabbè, anche questa ci sta, ragazzi. La dedica alla mamma e la dedica alla mamma. Bravo, certo, Anthony. Da domani ufficialmente fuori, ragazzi, alle ore 14. Sei più bella mamma, la potete trovare, basta che scrivete Anthony, appunto, Sei più bella mamma, e iniziate a dedicarla alle vostre mamme. Sei più bella mamma, ma a Boston non sta. Oh! Ha cominciato. La borsa in mani sicure. Zia Pina, quante volte te lo dice che ti vuole bene? O bene da chiana viene. Ah sì, bene da chiara, niente. C'ho un frumento bello, dice oggi si mangia. Ma a convenienza allora, fai il carino quando sa che deve tirare fuori, vero? Quando sa che deve trarre Tu qualcosa. sai quando si avvicina a uno? Il giorno della È pensione. un Era io disgraziato. solo. Era io solo. O a tutto o a nessuno. Capito? Signora Pina, La zia Pina Mazzia un po'. Beh, già un colpo di pentola se l'è preso in testa quando cercava a tutti i costi la pensione. La prossima sarà un bell'occhio nero. Cerca di fare il bravo e non fare arrabbiare la zia Pina, mi raccomando. Ritornando invece a Santo, sì. diciamo che da 10 giorni è uscito il nuovo brano che tra un pochino canteremo, ma ci sono brani nuovi in previsione. Che cosa sta compilando Santo Piazza? Sì, stiamo lavorando per un grande brano. Ok. E stiamo facendo un altro duetto con il maestro Franco Moreno. Oh, bene, quindi questo è in anteprima. Quindi sarà il prossimo brano che uscirà. Sì. E io, come non lo so, la sensazione che in occasione della serata verrà presentato. Se ci si arriva. Certo, ma sicuramente uscirà anche prima. Ah, ok. Uscirà anche prima, sì. Uscirà anche prima. Sarà questo allora il prossimo brano che uscirà di Santo Piazza, giusto? O prima sarà questo, allora non so se questo qua, perché già ce n'ho uno pronto. Ok. E lo devo far uscire, che è un brano stupendo, è una dedica particolare. Ok. Spero di farlo uscire quanto prima. Ok, perché quindi è un bel brano. Una dedica speciale, lo scopriremo appena uscirà, quindi sarà questo il prossimo brano e poi ci sarà appunto quest'altro duetto insieme proprio a Franco Moreno. Perfetto. Tenetevi pronti perché sarà sicuramente un'altra bellissima canzone. Dopo il primo duetto, che è appunto il brano con la quale ti sei presentato, sono sicura che verrà altrettanto bella questa. Adesso cosa cantiamo? È quella nuova. Dai, la facciamo ascoltare. Allora, raga, perché ancora Santo, da quando è uscito il brano qui non ce l'abbiamo avuto. Neanche per venerdì sera sono venuto. No, nemmeno per... È vero, ultimamente ci stai trascurando. Lo so, il lavoro. Vabbè, se per il lavoro va bene, per il lavoro sei scusato. Okay. Va bene, dai, andiamola a presentare allora ufficialmente. Si continua a cantare con Santo Piazza. Grazie. Non esistono tante parole per raccontare questo amore. Ci volesse una vita nuova per parlare solo di te. Ogni volta che metto una storia è un film d'amore che ci vedo rimane incantato come vivo per te. Che stasera organizza una festa con pacchio bella stella. Tutto il mondo da sapere, ma sono troppo innamorate di te. Voglio solo a te, non ne voglio nada innamorata, voglio solo a te.
sempre che mi va se non è come te. Solo tu fai belle tutte cose quando stai con me. Voglio sempre a te. Dico male, dico bene, voglio sempre solo a te. Giuramelo che non c'è nessuno da lontano a me. Giuramelo che per tutta la vita vuoi stare insieme a me. Ma cuore tu appartieni a me. Ogni volta che guardo che sto sempre più innamorato. Ci vuole leggere quello che provo quando vedo notte. Sto giorno che si pone sto cuore che a me non mi trova. E non c'è sta niente a fare. Ora vince sempre non mi posso appiccicare. Voglio solo a te, non la voglio una innamorata, voglio solo a te. Non mi serve una che mi va se non è come a te. Solo tu fai belle tutte cose quando stai con me. Voglio sempre a te, dico male, dico bene, voglio sempre solo a te. Giuramelo che niente nessuno da lontano a me. Giuramelo che per tutta la vita vuoi stare insieme a me. Ha già scritto una bella canzone quando la gente sarà un'emozione. Ha già scritto con l'anima mio cuore e ti dedica a te. Grazie. Questa canzone è bellissima, Voglio solo a te, un brano bello, proprio bello. Siete andati a ripescare il video del matrimonio insieme a Sara, giusto? È bellissimo perché ovviamente non si poteva descrivere in maniera migliore il video. Raga, è proprio una dedica d'amore questa a 360 gradi, bella, 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 bella. Volevo dire che qua c'è la penna di Franco Moreno e del figlio Mimmo. Bella, meravigliosa. Hanno fatto un bel lavoro veramente. Sì, devo dire di sì. Dopo anche Sara, se non sbaglio, l'ha scritta sempre Franco Moreno con Antoine. Esatto. Sì. Un'altra dedica d'amore bellissima. Questa raga è proprio da dedicare a 360 gradi. Proprio vuoi fare una dichiarazione d'amore? Meglio di questa non ci sta, perché è un altro brano bellissimo. È uscito ancora solo da 10 giorni, lo ricordiamo. Già lo potete trovare su tutti i canali YouTube, c'è anche il suono su TikTok, insomma, Spotify. Ovunque, quindi raga, mi raccomando, se ancora non l'avete fatto, dedicate questo brano meraviglioso alla persona alla quale tenete. Ma senti, ma il duetto con Franco Moreno sarà un altro brano d'amore? Perché qui in realtà quello non era d'amore proprio, era proprio l'amore per la musica. L'amore per la musica, questo qua è un amore che si sta un po' sciogliendo. Succede anche questo. Con tanti consigli, va. Va bene ragazzi, attendiamo poi il prossimo brano che sicuramente fine giugno massimo ce la faremo, visto che adesso a breve, come abbiamo detto prima, ci sarà un'altra dedica diversa, un'altra canzone diversa. La canzone, va bene, dimmi. Posso dire il titolo? Perché si chiama Tu non ci stai più. Ok, quindi a tutti gli angeli del paradiso? Tutti gli angeli, sì. Una in particolare, ovviamente, alla quale è dedicato il brano, quindi sarà un brano abbastanza importante che lascia un'impronta e sarà abbastanza molto forte. Importante, ed è stato anche difficile, diciamo, da registrare, da interpretare, proprio perché farete anche il video di questo? Sì, ci sarà un video e sarà proprio specifico per quella persona. Sì. Va bene, una gran bella canzone. Aspettiamo l'uscita. Bravo Santo come sempre, complimenti. Allora Peppuzzo, ritornando a noi, abbiamo presentato la nuova canzone che io la penso e rido, ma rispecchia la verità. Ricordiamo ancora il titolo? Muscudai. Ma come? Pugno di Miriosi. Ecco, tutta bella siciliana. Per chi ci sta seguendo da fuori, ragazzi, Bugno di Miriusi significa un gruppo di invidiosi, ok? Bugno è il pugno, in siciliano un bugno è proprio per andare sinonimo di un gruppo, un paio no, sono due, un gruppo di
invidiosi, ecco. Bella in siciliano, Bugno e Meriusi, ve la diciamo proprio così, alla Catanisi, giusto? Sì, Meglio si di sente così. di più. Bugno e Meriusi. Bugno e Meriusi, Proprio bella, catanisazza. Senti, ma che c'è? Che vuoi fare? Voglio battere. Per andare dove? Decalata, la canzone. No, se vuoi partire mi devi dire dove vuoi andare prima. Ah, tutta questa strada. Questo è vuole- l'amore. Ah, bella. Agata. Bella. No, questa è un'altra canzone d'amore che Peppe ha inciso insieme alla sua dolce metà Agata, che ovviamente lei non vuole venire oggi qui, la prossima però devi venire, anche la settimana La prossima? Sì, anche l'ultima volta mi ha detto di sì. La cantiamo, la dedichiamo anche questa a tutti gli innamorati e ci ascoltiamo il nostro Peppe Catanese Doc con la nostra Sì, Agata. l'amore. Tu sì, bella, dai andiamo ragazzi, che romantico stasera. Bravo! Oggi è una serata romantica. Sei romantici, sì. Insieme cuore e anima per tutta la vita senza mai cessare, perché per me sei canale tenero, una cosa sola, io te uguale amore. Sì, ma forse e tu non fai vincere tutte guerre che perdevo senza te. Voglio a te, per me sei l'unico, tu voglio bene e sto bene non fornisce mai. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Da chi sto cuore mio, che potevo cambiare amore d'amore, sia vita mia. Sei che bello, non vede nessuno più, sei diversa proprio come piace a me, e poi a te, quando ogni problema a me, sei piglia a capo e tu puoi bene separare. Sì, importante come all'aria che respiro, ogni cosa tiene senso insieme a te. Con te non tengo niente più, ma se mi passa s'appicciano l'occhio cuore mio. Sì, la moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Io te desideravo, ti cercavo e ti pensavo, già prima di conoscere. Sì, un marito più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Vinta chi sto cuore mio, che potevo cambiare amore d'amore, sia vita mia. La moglie più canale, la storia da suonare, già prima di sposare. Più carnale, tutte più belle, perché tengo sempre a te. Dingo a chi sto cuore mio, che potevo cambiare amore d'amore, sia vita mia. Peppe Catanese Doc insieme ad Agata, sì un marito più... l'amore mio sei tu, stavo dicendo sì, Sì, l'amore. Sì, l'amore. Stavo dicendo l'amore mio più carnale, che ero nell'ultima frase, no? Quindi sì, l'amore più carnale. Bella. E anche questa quando è uscita? Adesso quanto è? Un mese fa. Un mesetto, ancora è fresca di stampaggio, ragazzi. È già in uscita a breve, lunedì, la nuova canzone Mugno di Emilio. Non ve la perdete, ormai senti, dobbiamo chiudere con questa, la dobbiamo rifare. Perché è troppo simpatica, no sto scherzando, aspettiamo, già oggi l'abbiamo fatta, aspettiamo lunedì per averlo ufficialmente fuori. Bravo Peppe, la dedichiamo ad Agata a tutti gli innamorati, giusto? A tutti. Ma ci sarà in previsione un altro brano d'amore? Non lo so. Allora, con Anthony sappiamo che ci sono 3 brani in uscita, Sì, un duetto con me. Santo sappiamo che ci sono 2 brani in uscita, con Peppe? C'è un duetto con lui. Ok. E poi vediamo. Io sorpresa, così. Lui è così, come si sveglia? Domani ci chiamo. Ma Me la scrivi una canzone? Me la assicuro. Quindi il duetto sarà il prossimo brano che uscirà anche di Anthony. Sì. Voi già insieme avete fatto Voglio fare la mala.
E il prossimo dico, già l'hanno scritto. Mi stiamo in a fare scippe. Ma io come ci combatto comunque? Zia Pina, cioè io già in 10 minuti impazzisco, immaginati tu una vita. Il prossimo 2 già ve lo siete fatto scrivere? Sì. Chi l'ha scritto? Salvatore Principe. Ok, dai, svelaci qualcosina. Niente. Ma perché? No, ne parlo quando ne esci. Va bene, ok, attendiamo. E quando è in uscita Anthony? Si sa già quando si vuole far uscire? Il prossimo mese? Sì. Tu non ci hai parlato, hai detto che non devi parlare. Sto parlando con Anthony, quindi dicevamo Anthony? Un mesetto. Bravo. Forse anche prima. Ma tu non lo devi ascoltare quello che dice lui. Non lo ascoltare, devi fare. Non si sa, a sorpresa, giusto? Ma il titolo già c'è. Non si può dire. Ma niente, tutte e due chi pratica con lo zoppo. È imparato buono. Hai capito? Lei si sta facendo istruire, sta andando dietro di lui. Va bene. Allora, anche con Anthony, ragazzi, abbiamo presentato la nuova canzone dedicata alla mamma. Ve lo ricordiamo ancora una volta, invece uscirà domani alle ore 14. Non ve la perdete, mi raccomando. Quale facciamo adesso, Anthony? Vuole fare la mala. Peppe, hai visto? Voglio fare la mala. Andiamo, questo bellissimo duetto di Peppe Catanese Doc insieme al nostro Anthony. Vuole fare la mala, contare soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la mala, contare soldi viola. Dentro la disco, io mi sento più carico, non resisto. Io sono mala, quindi tipo giusto. Il ragazzo di strada che sfugge alla svisco. Si vede per insomma sotto il vestito rosso, non sa che vada in coma. Sono doppia e muy grosso, a letto non perdona, solo in metà ci sono come una pantera, perché non mollano. Vuole fare la mala, contare soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la mala, contare soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole un impero come Rio de Janeiro, montagne di dinero. Buona davvero, ama il suo bandolero, sono il suo pistolero, il suo pistolero. Lei sceglie le milioni, sì, solo nei posti più chic. Vuole fare mare, mosso con Don Perignon e gin. Vuole toccare la mia Glock, sentire che fa shot. Vicino a me si sente più forte di Robocop. Vuole fare la mala, contare soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la mala, contare soldi viola, scappa dalla madama. Vuole fare la mala, nasconde nella tana tutta la marijuana cubana. Vuole fare la questa cubana, americana, irlandese, giapponese, tedesca. per tutti i gusti e tutti i sapori ce l'abbiamo, raga. Il nostro Peppe Catanese Doc con Anthony. Quanto vi siete divertiti a fare il video insieme, tutte e due? Sacco. Anche perché diciamo che siete sempre. Quando si lavora è serietà. Con lui dice un sacco e tu sei serietà. bravo, Anthony, dici, devo dire, non svelare. Ma c'è la serietà? Un pochino. Digli tutto tranne la serietà, proprio, di tutto tranne che la serietà. E io lo so perché quando fu, tra l'altro, che Angelo Mauro uscì il video, c'erano anche loro. Quindi c'è stato il brano di Angelo Mauro, quello dedicato alla vicina, dove c'è Peppe, che sarebbe il fratello un po' di Angelo Mauro. Cosa rappresenta? Il fratello, l'amico l'amico indomo è. E la zia Pina, che è la mamma della vicina. Di serietà con Peppe ve le
immaginate che serietà, non ce n'è stata, perché è successo di tutto e di più tranne che la serietà. La zia Pina, c'era una parte che era bellissima, che non l'hanno messa nel video, quando la tiravi dentro la terrazza, te lo ricordi? Quella era bellissima, c'era un retroscena, ragazzi, che non è stato montato, ma bello, quindi ve l'assicuro, con Peppe Catanese Doc, serietà, ma è bello. Il video lo trovate su TikTok, che praticamente spieghiamo un attimino. Praticamente appartamenti faceva prima di mia. Ecco, io che ci dico, ecco, appresso. Eravamo in una casa dove c'è questa terrazza e divide le due case un muretto. La zia Pina ha saltato il muretto per andare a fare la mamma della vicina. E stava saltando il muretto tranquillamente, perché è un atleta la zia Pina, ragazzi. Quella gamba ci arriva qui, altro che danza classica e danza moderna, direttamente ve lo alza così. Stava saltando il muretto e lui è andato per dare una mano, un po' da gentleman. No, voleva fare il gentiluomo, giusto zia Pina, che stava venendo a darti una mano? Gabriele Z ci ha dato una mano. Ecco. E lì è nato salutiamo. Un bacio a Gabriele, la Z Service, adesso lo salutiamo per bene. E lì è nato un video che potete trovare nella pagina di Peppe Catanese Doc con la zia Pina. Potete immaginare quello che è successo, se ancora non l'avete visto andatelo a vedere. Salutiamo Gabriele, appunto, la Z Service, anche Z Video, che cura i ragazzi a 360 gradi. Allora, siccome siamo quasi in chiusura, Santo, ricordiamo prima di chiudere un po' quello che succederà dal 22 a giugno al 13 luglio. A Santa Maria Ammalati ci sarà la seconda edizione di questo evento meraviglioso di Santa Maria degli Ammalati in Festa. Sono 4 sabati, uno più bello dell'altro, dove il 22 ci sarà una gara canora con diversi artisti che si esibiranno, ci saranno tanti ospiti e tutto il resto. Il 29 invece, sempre di giugno, ci sarà Savo Zauddo con tutti gli ospiti della serata, quindi non ve la perdete. Il 6 luglio il nostro Peppe Catanese Doc, Anthony insieme alla zia Pina e tutti gli artisti, e poi si va a concludere il 13 luglio insieme a Santo Piazza e Franco Moreno. Quindi non prendete impegni, tra l'altro dove saremo nella piazza principale, nella strada provinciale proprio per Santa Maria degli Ammalati, facilissimo, è quella la strada, non si può sbagliare, non si può sbagliare. Tutto dritto, ragazzi. Facilissimo. Trovate la piazza, siamo là, non vi preoccupate. Vi aspettiamo in tantissimi. Tra l'altro c'è la zona, diciamo, buffet, dove potete mangiare, potete bere, la zona food, esatto, dove potete mangiare, potete bere, potete fare quello che volete. Ovviamente l'ingresso non si paga perché è tutto in piazza, quindi non si paga nemmeno €1. Vi potete fare questi 4 sabati in festa davvero senza spendere soldini, potete solo mangiare. E a pizza di Padre Claudio, un bacio Padre Claudio, glielo mando sempre speciale, che tra l'altro abbiamo visto da poco con un'altra serata che abbiamo fatto con Peppe, con Santo e con Angelo Mauro, eravamo tutti bella quell'altra serata, esatto, non mancate. Allora, quale brano andiamo a fare? Io direi, ancora restiamo sul tema amore, facciamo Sara. Direi che facciamo un terzino ad hoc. Ad hoc, andiamo con questo brano meraviglioso. Dai, Santo Piazza. Grazie. Perché tu sei tutte cose che volevo prima te, me le presentate tu l'amore vero. Quando regno prima sguardo mi facesti innamorare, e dall'occhio tuo poretta vita mia, sangue mio, vita mia. Questo nome che ti nostro cuore ha colpito Sara, ma innamoro ogni volta che sto che mi guarderà ancora, non fornisce sta voglia d'amare, voglia che non ci appiccica che mi voglio, noi giorni senza noi non sapere niente. Sara, quanto bene che noi ci volemmo non si può spiegare, non ci bastano 1000 parole che sia verità.
quando posso servirla, sto respiro può pigliare, solo tu mi smuovo sangue in te bene, sto creatore che quanta gioia che ci dà, perché tu Francesco sei io cuore papà, sangue mio, vita mia. Sarà che queste quattro parole per me sono più belle del mondo, che sto nome che ti non sto cara perché tu sarà, ma innamoro ogni volta che sto che mi guarderà ancora, non fornisce sta voglia da me, voglia che non ci appiccica mai, noi giorni senza lui non sapere niente, sarà quanto bene che noi ci volemmo non si può spiegare, non ci bastano mille parole che sia verità. Bastano mille parole che sia verità, sangue mio, vita mia, sarà Grazie. Di una bellezza questa canzone, bella, bella, bella. Poi c'è anche il piccolo Francesco che oggi è in prima linea, oggi è anche bravo. Per la prima volta a Bella Radio. È anche bravissimo, Sì. è proprio bravissimo con il cellulare che sta facendo le riprese al suo Me l'ha papà. promesso. Ma Ha detto, bravo, papà ma faccio il bravo. Ma veramente, l'ultima volta no, perché poi l'abbiamo visto di recente, quando ci fu la serata proprio a Santa Maria degli Ammalati, ragazzi, si vedeva solo lui con la bicicletta tutta illuminata che girava con tutti in tutta, Non si è fermato un attimo. No, sbrilluccicava ovunque, lo vedevi che sprizzava con quella bicicletta tutta luccicosa, bello. Invece no, è molto bravo, molto carino, Sì. bello, pulito lui, bello È Francescuzzo, bravissimo, bravo, un bel pupetto avete fatto tu e Sara. Grazie. E questa è appunto la canzone di cui parlavamo prima, che anche questa è stata scritta proprio da Franco Moreno. Sì. Un'altra dedica speciale che chi si ricorda l'intervista che abbiamo fatto ci ha anche raccontato come Sara ha scoperto di questo brano, molto divertente, molto Vero, carino. vero. Doveva essere una dedica romantica e lo è stata assolutamente. stata, e Però deve essere una stata sorpresa, una scoperta in sorpresa. modo diverso. Sì. In modo diverso, molto bella. Va bene, allora vi ricordo sempre che il 13 di luglio ci sarà il concerto, perché un concerto sarà che andrà a chiudere questo evento di Santa Maria in Festa proprio con Santo Piazza e Franco Moreno. Raga, l'ingresso è totalmente gratuito. Questa cosa ricordiamola, perché oggigiorno è difficile ritrovarsi negli eventi in piazza, vero. soprattutto avere degli artisti importanti come Franco Moreno insieme a Santo, che quel giorno saranno lì totalmente gratis. Quindi ragazzi, il 13 luglio vi aspettiamo, sono sicura che verrete da tutte le parti, sono sicura che succederà di tutto e di più, ve lo iniziamo a dire già da adesso, così già lo sapete che il 13 luglio non ha da fare niente, solo venire a Santa Maria degli Ammalati, che tra l'altro è proprio la strada provinciale. Sì, anche perché Franco Moreno ha già da un bel po' di anni che non viene qua a Catania a cantare. Esatto, allora guarda, l'ultimo evento, se non sbaglio, fuori la piazza lo fecimo noi a pagamento, poi non ci furono più eventi a pagamento, se non sbaglio, o sì? Comunque ci sono stati teatri e roba varia, invece gratuitamente. L'ultimo l'ha fatto l'anno scorso a Palermo. Quest'anno per la prima volta sarà ad Acireale. Gratis in piazza, quindi ragazzi non ve la perdete. Ed il 6 invece saremo con il nostro Peppe Catanese Doc, Anthony e la Zappina. Il 6 luglio. Anche qui Ma ce la gratuito. racconti qualcosa di quello che farai? O... Tutto improvvisato. Tutto segreto. Sempre improvvisato. Allora, segreto. il mio stile è improvvisare. Giusto. Esatto. Giusto. Lui improvvisa, c'è di mezzo la Zappina, sempre. Io improvviso, vediamo che succede. Poi Povera Zappina, povera Zappina. Mancato con 6 luglio, succede. Che succede? Mi immagino, già qualcosa me la immagino.
Povera la zia Pina. Anche questo sarà totalmente gratuito, ragazzi. Stesso luogo, stesso posto. Iniziate a considerare sempre 20:30, 21. Tra l'altro, Peppuzzo, il 25 di maggio, sabato, saremo al metro a Siracusa. Quindi anche lì saremo tutti insieme. Mi ha dato mancare. Anche lì prendete i biglietti, mi raccomando. Allora Peppe, sarai tu a chiudere la serata perché siamo arrivati all'ultimo brano. Alziamoci tutti in piedi che ci puoi fare la foto. Guarda Sonny che già è pronto per fare la fotografia. Se volete fare qualche salutino, ragazzi, mo è il momento giusto. Guardate Sonny, 1, 2, 3, cheese! Butta la gomma, dai. Ce la faremo? Allora, Peppe, è colpa di Peppe. Francesco, vuoi venire? Sonny cercava il momento giusto. Vieni, amore, vieni. Vieni. Scusami, chiamala Ninni. Chanel, vieni, amore. Perché non me la fate venire a Chanel? Ah, ok, sta arrivando. Prima di arrivare, perché lei è una principessa bellissima. Veramente, raga, una ballerina. Dovete sapere che la figlia di Peppe è una ballerina nata, cioè è una roba spettacolare, bellissima e soprattutto bravissima. E adesso verrà anche lei, concluderemo anche con lei che balla. Quindi il 25 abbiamo detto, volete fare qualche saluto prima di andare, raga? Ora voglio salutare a Stefania, Alessandro, a miei suoceri. E a Pietro, mi metto a salutare tutti chi deve non la finiremo mai. Okay. A Giancarlo, già lo salutai, a Nino, a Salvatore Principe, eccola qui, a Gianni Luna, a Domenico Puglisi. Sì, ciao Domenico. Sì, se devi salutare tutta l'equipe. A mio fratello Alexandra. Poi l'autore Alex, se non sbaglio, il giorno 25 ci sarà pure, giusto? Ecco, me lo ricordo. Lui si ricorda, io invece dimentico tutto. Ti preoccupare. Comunque saluto tutti quanti, tutti belli di Bella e un buon proseguimento di serata. Un buon fine settimana a tutti. Vi ricordiamo che la puntata sarà ovviamente poi caricata su YouTube, quindi la potrete andare a guardare. Mi raccomando, zia Pina, vuoi fare qualche... Dagli il microfono che saluta, va. Saluto tutta la famiglia perché sono assai. Brava zia Pina, brava. Con quale concludiamo? A nesci i soldi. E te pareva. E non ci vuole altro. Buon sabato sera. Buona serata. Comincia un'altra giornata e io mi sento perso veramente. Combattere ogni giorno a travagliare, io mi stai sentendo male. Oh bello sogno sempre senza soldi, buona parlo io con me ma ci dico se mi presta qualche cosa, casca giù nei caricari, invece mi ne vai a pescare. Uomo, prestami 100 euro. A volte non so quanti ne ha costruito questi soldi. Sempre soldi, come c'è la minera? Ah, come si la mazzola? Quando dice più soldi tu non hai mai, mi dici sempre poi quando piglia la pensione. Ogni primo mese poi da gioco bingo, ma di riesci i soldi non ne vuoi parare. La massima te giorno a mangiare un mulone, ma di riesci i soldi non ne vuoi sapere. Ah, tu ci vedi 100 euro, sì. Quando dice più soldi tu non hai mai, ma prima o poi scopro un ne tu. Ma come ti lamenti sempre quando soldi tu avrai ammucciati. Ti giuro di venire a casa e manco un euro di rasse. Oh bello quando io dice più soldi tu per mia non hai mai. Mi dici che tu hai troppo spesati e poi da ciò bingo, che ti occhi tutti i soldi. Mamma, prestami 100 euro. Ah, poi ci vedi? Io non ne manco per mia, e che soldi? Quando dice più soldi tu non hai mai, mi dici sempre poi quando piglia la pensione. Ogni primo mese poi da ciò bingo,
ma di riescire i soldi non devo parare. La mattina stai già a mangiare numoloni, ma di riescire i soldi non devo sapere. A tu ci vedi 600 euro, sì. Quando dice tu soldi tu non hai mai, ma prima o poi scopro un tieni tu. La mattina stai già a mangiare numoloni, ma di riescire i soldi non ne vuoi sapere. Sai che hai i soldi? 11 non ce n'è soldi. Ma qua, mannaggia, dimmi. E vabbè, poi ti scopro un metri.